Buongiorno, ben arrivati a tutti, quelli che sono qui all'Auditorium alla Frate di San Daniele, i ragazzi del Manzini, coloro che sono collegati da remoto, e quindi saluto la professoressa Patrizia Zoffo del Torricelli assieme ai ragazzi del Torricelli Maniago, saluto la professoressa Renza Barazzutti collegata con i suoi ragazzi del Marchetti da Gemona, saluto la collega Rossi del Marinelli collegata da Udine. Saluto anche qui i ragazzi, gli insegnanti, la collega Ferro, la collega Federico e la collega Molon. Oggi inizia questa sezione dedicata agli studenti, veramente c'è già stata un'anticipazione ieri per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, quelle che per noi sono le cosiddette scuole medie. Oggi è la parte relativa alle sezioni superiori. Facciamo diversi lavori, sono 6 lavori che verranno presentati. Iniziamo con, in ordine alfabetico, il Torricelli di Maniago. Vi ringrazio, a voi la parola. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Noi alunni della terza S del liceo scientifico ad indirizzo sportivo evangelista. Alzare il volume. Devi alzare il volume. Prova a parlare. Buongiorno, mi sente? Devi avvicinare il microfono e o alzare il volume. Buongiorno, mi sente? Sì, adesso meglio. Prego. Tienilo più vicino al microfono, grazie. Noi alunni della terza S del liceo scientifico ad indirizzo sportivo evangelista Torricelli di Maniago, coordinati dalle professoresse Valentina Cardullo e Patrizia Zoffo, abbiamo trattato all'articolo 21 della Costituzione nell'ambito dell'attività di educazione civica. Dopo aver compreso l'importanza della libertà di espressione, cardine di ogni democrazia degna di tale nome, ci siamo interrogati sui suoi limiti, focalizzandoci sul fenomeno delle fake news. Cosa sono, come nascono, come si diffondono, che conseguenze possono avere, come possiamo riconoscerle. Dalla discussione e dalle riflessioni fatte in classe è quindi nata l'idea di realizzare per il Festival della Costituzione 2021 una storia con protagonista un atleta, siamo un liceo sportivo dopo tutto, che improvvisamente vede la sua vita stravolta da una bugia. Scusa, mi dicono dalla regia se potete condividere lo schermo. Share. Adesso è mutato il microfono. Share in basso. Dovrebbero essere condivisioni delle slide. Giorgio? E il video ce l'ha il regista, l'abbiamo mandato al regista perché... Sì, quello siamo a posto, però mi dicono che dovreste condividere le slide, è corretto? No, noi non abbiamo slide, no. Noi abbiamo prodotto un... Allora ok, allora va bene, grazie. Prego. Il video lo mandiamo adesso? Siamo in attesa di istruzioni. Dobbiamo fare andare il video? Dateci indicazioni e dalla regia mi dicono che avete il mute. Sì, noi abbiamo mandato al regista il video perché lo mandi lui perché c'erano problemi altrimenti. Quindi... Adesso allora lo mandiamo.
Buongiorno a tutti e benvenuti qui al Festival della Costituzione 2021. Abbiamo qui con noi l'ospite Fabrizio Rossi, che ci racconterà l'esperienza che lo ha segnato. Vai Fabrizio, a te la parola. Sono Fabrizio Rossi, ex capitano di una squadra di basket. Ho giocato per molti anni, con l'esperienza ho avuto modo di maturare al massimo le mie capacità. Ero il migliore. Stavo acquisendo fama e la cosa mi piaceva, ma allo stesso tempo mi spaventava. A 10 anni il mio sogno era questo, non potevo deludermi. E soprattutto non potevo deludere chi mi seguiva con tanta ammirazione. Ricordo dopo ogni fine partita la folla di gente e di giornalisti che mi assalivano per strapparmi qualche parola, sguardo, firma. Mi sentivo importante. 11 maggio, finale del campionato. Assist di Marchesi per Rossi, schiacciata, fine, campione d'Italia. Il miglior canestro di tutta la mia carriera. La folla impazzita. I compagni entusiasti ed emozionati. Tutto era perfetto, ma sentivo che qualcosa non andava. In un millesimo di secondo, faccia a faccia con i giornalisti, la mia vita cambiò. Ci sono giunte voci che assumi sostanze doppanti, è così? Ero attonito, paralizzato, sapevo che il mio silenzio avrebbe suscitato ancora più sospetti, ma pur essendo innocente, non riuscivo a controbattere, ero assente. I giorni passavano, le voci correvano, non avevo nemmeno la forza di alzarmi, non pensavo ad altro che a quel singolo momento. Mi sentivo una persona finita. Arrivato in palestra, subito, senza neanche dire una parola, cominciò un'accesa lite con i compagni. All'uscita, gli insulti dei tifosi, le chiamate degli amici e dei dirigenti. E come se non bastasse i social, pieni di articoli falsi e incriminanti. Iniziavo a capire che per la gente puoi vincere tutto, arrivare su Marte, salvare il mondo, ma se vogliono rovinarti, ti rovinano. Io ne sono la prova. Ero rinchiuso in casa, come un criminale che si nasconde dalla polizia, con l'unica differenza che io non avevo mai fatto nulla di male. Le notizie continuavano a girare tramite Facebook, Instagram, Twitter. Incredibile la velocità con la quale le fake news si diffondono, vero? Facile credere a tutto quello che si legge, difficile verificarne l'attendibilità. Questa situazione mi stava distruggendo la vita, stavo male, mi sentivo aggredito da tutto ciò che mi circondava. Volevo solo urlare, gridare al mondo intero la verità. Tanti avvocati non sono serviti a ridarmi la vita, ma solo a far emergere la realtà dei fatti. Sono stato incriminato, radiato ed escluso per colpa di un giornalista tutelato dalla libertà di espressione, che con i suoi maledetti articoli ci ha solo guadagnato. Non dico che la libertà dell'articolo 21 sia sbagliata, ma dove arrivano i suoi limiti? Io sono a favore di una libertà genuina e non di quella che rovina il genere umano. Quindi ragazzi, non credete a tutto ciò che leggete su internet. Informatevi prima di condividere, perché anche se non sembra, la rete è un'arma potentissima che ognuno di noi ha tra le mani e può davvero nuocere le persone. Io continuerò a lottare per tutte le vittime di questo fenomeno, le fake news, ma ho bisogno del contributo di tutti per vincere questa battaglia, o perlomeno dominarla. Grazie Fabrizio per la testimonianza, molto toccante. Quindi ragazzi, non credete a tutto quello che gira in rete. E adesso proseguiamo con l'evento. Bene, grazie. Avete ancora qualche considerazione? No, allora questo è un lavoro chiaramente, come avete visto, di gruppo. Abbiamo deciso di concentrarci appunto su quello che è il fenomeno così attuale delle fake news, che anche recentemente insomma è venuto alla ribalta, no? Con l'Eurofestival, ecco. E i ragazzi hanno diciamo abbinato quelle che sono le loro competenze digitali, creando quindi il video. Speriamo vi sia piaciuto. Senz'altro. Grazie Patrizia Zoffo, grazie ai ragazzi del Torricelli. Direi un applauso qui dalla sala è dovuto ed è un piacere farvelo. Grazie.
Grazie. Passiamo la parola al secondo lavoro, ai ragazzi del Marchetti Magrini di Gemona. Do la parola alla professoressa Barazzutti, Renza Barazzutti, se c'è, per un saluto, e poi ai ragazzi per la presentazione. Grazie. Bene, noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Il nostro è un lavoro diverso, è una lezione. Sappiate che questo lavoro l'abbiamo inserito nella nuova materia che è educazione civica e che quest'anno tutti abbiamo affrontato, e noi l'abbiamo affrontato in questo modo. Il mio collaboratore bravissimo Guido adesso comincia con la presentazione. Un saluto a tutti. Buongiorno a tutti. Noi della terza RIM dell'Istituto Magrini Marchetti di Gemona, insieme alla professoressa Barazzutti, abbiamo chiamato il nostro lavoro la responsabilità delle parole. L'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso ci ha fatto riflettere sulla libertà di pensiero e, in particolare, sulla necessità che a volte si presenta di porvi o meno dei limiti. Abbiamo perciò cominciato ad indagare sulle fonti nazionali ed internazionali, al fine di approfondire e meglio comprendere perché le parole, questo sì l'abbiamo capito, a volte pesano e se usate male possono sortire degli effetti dirompenti, forse anche non voluti da chi le ha pronunciate. Abbiamo utilizzato una frase di Goethe che simboleggia la nostra classe. Nessuno è più schiavo di colui che si considera libero senza esserlo. Adesso i miei compagni vi illustreranno il resto del lavoro. Abbiamo scelto questa immagine di una protesta, la Save American March, dei sostenitori di Trump, che tengono in mano un cartello con la scritta "I democratici hanno imbrogliato". Questa è iniziata in seguito alle accuse del presidente uscente che ha contestato l'esito delle elezioni degli Stati Uniti, durante le quali Joe Biden è stato proclamato nuovo presidente. In seguito alla vittoria di Biden in tutti gli stati chiave, tra i quali ci sono il Wisconsin, il Michigan, la Georgia e la Pennsylvania, l'ex presidente ha affermato che le elezioni fossero state una frode. Scusa un attimo, dovete andare alla seconda slide. No. Adesso lo leggo. Avvisate voi cortesemente da lì quando c'è da cambiare la pagina, così noi la cambiamo dalla regia. Va bene. Grazie. No, è finito quello. Va bene. Il 6 gennaio 2021 era prevista la conferma delle elezioni di Joe Biden dal Congresso. La protesta era inizialmente una manifestazione pacifica che si sarebbe dovuta tenere all'Ellipse a Washington DC. In seguito ad alcuni tweet che Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo, tuttavia, i manifestanti si sono spostati verso l'edificio del Campidoglio, scavalcando le transenne. La folla è diventata violenta e ha attaccato la polizia e altre persone, riuscendo ad entrare nel Campidoglio ed invadere gli uffici interni. Alcuni dei manifestanti, nonostante la pandemia, erano privi di mascherine e hanno inoltre danneggiato gli apparecchi dei giornalisti che si trovavano sul posto. Il capo della polizia di Washington ha affermato che sono state arrestate molte persone, alcune delle quali in possesso di pistole o di armi proibite, e alcune per la violazione del coprifuoco. Successivamente alla protesta, Donald Trump è stato accusato di aver istigato l'assalto al Campidoglio. Ok, potete passare alla prossima slide. Questi sono alcuni dei tweet che l'ex presidente Donald Trump ha pubblicato sul suo account prima di venire bloccato. Il primo relativo alle votazioni durante le elezioni, nel quale dice: "We are big, but they are trying to steal the election. We will never let them do it. Votes cannot be casted after the polls are closed." Che significa: siamo in vantaggio, ma stanno cercando di rubare le elezioni. Non glielo lasceremo mai fare. Non si possono effettuare le votazioni dopo che i sondaggi sono chiusi. Nel secondo tweet,
Invece Donald accusa che l'esito delle elezioni sia fraudolento e ingiustamente tolto dai patriottici, i quali, proclama, siano stati trattati a lungo in malo modo. E infine, nell'ultimo tweet, Trump si rivolge ai suoi sostenitori a Capitol Hill o Campidoglio e chiede loro di restare pacifici e di rispettare la legge e le forze dell'ordine. Il che può sembrare quasi un ossimoro, dato che egli stesso ha incitato le proteste. La prossima slide. Come detto prima, Donald Trump è stato bloccato su Twitter, ma non solo. Anche altre piattaforme hanno disabilitato il suo profilo, come Facebook e Snapchat, e vari social hanno rimosso i video in cui citava le rivolte. Per questo abbiamo scelto questa immagine che dice: non ti permettere di postarlo, ti bloccheremo, il tuo account verrà reso invisibile e fermati o verrai demonetizzato. E questo ci ha fatto pensare: è giusto che vengano censurati i suoi account? Poiché alcuni grandi social media hanno bloccato gli account di Trump, quindi gli hanno impedito di esprimersi, il dibattito si è centrato sulla libertà di espressione e soprattutto se sia o no uno degli elementi fondanti della democrazia liberale. La democrazia liberale è una forma di Stato che si basa sulla separazione dei poteri e promuove e protegge i diritti inalienabili e le libertà individuali, mirando a far dialogare uguaglianza e libertà. La libertà trova spazio nella democrazia, mentre l'uguaglianza viene accolta dalla dottrina liberale. Dunque, in una democrazia liberale tutte le idee, anche quelle che ci paiono più aberranti, dovrebbero avere il diritto di cittadinanza, con un unico fondamentale discrimine, ovvero che non possono essere fatte valere con la violenza. In America la democrazia liberale si sviluppò verso gli anni '20 grazie al presidente Franklin Delano Roosevelt. I sostenitori di questa democrazia sono denominati liberal e trovano rappresentanza all'interno del Partito Democratico, in quella democrazia liberale appoggiata dalla maggioranza dei politici e dai rimanenti che si definiscono socialisti democratici, e in piccola parte tra i repubblicani, in particolare nella sinistra, in cui i politici sono socioliberali sui temi etici e sociali e conservatori sui temi economici. Come potete vedere, l'immagine che abbiamo scelto rappresenta la Statua della Libertà, che infatti è simbolo di libertà, in quanto la donna raffigurata calpesta con i piedi una catena che è il simbolo della schiavitù e con il braccio sostiene una tavola su cui si legge la data 4 luglio 1776, ovvero la data di indipendenza degli Stati Uniti d'America, mentre l'altro braccio sostiene una fiaccola accesa, a testimonianza che la libertà e la giustizia devono valere per tutti. Inoltre, la testa della donna è coronata da 7 raggi che rappresentano i 7 mari e i 7 continenti a cui la luce di questi principi vuole arrivare. Potete cambiare slide. Pochi anni dopo l'indipendenza degli Stati Uniti d'America, nel 17 settembre 1787, viene completata la Costituzione statunitense con la sua adozione da parte della Convenzione di Filadelfia, che entrerà in vigore nel 1789. La Costituzione è considerata la legge suprema del Paese ed è composta da articoli ed emendamenti. Potete cambiare la slide. Nella Costituzione la libertà di espressione viene principalmente tutelata nel primo emendamento, che sancisce, come potete leggere anche voi nella slide, che il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione, o che limitino la libertà di parola o della stampa, o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti. Purtroppo però spesso la religione è anche stata ed è alla base di controversie politiche riguardanti il razzismo. Basti ricordare l'11 settembre 2001, nel quale 4 aerei furono dirottati dall'organizzazione terroristica islamica Al-Qaeda, che si schiantarono 2 contro le Torri Gemelle di New York, 1 sul Pentagono e il quarto precipitò su un campo nello stato americano della Pennsylvania. Anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approfondisce la libertà di espressione. La Dichiarazione sancisce i diritti inalienabili dell'uomo senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione o ideologia politica. Ha un carattere non vincolante, però ci sono trattati vincolanti successivi ad essa che hanno trasferito e sviluppato i suoi articoli. L'articolo sul quale ci siamo soffermati è l'articolo 19, che dice: ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Qua bisogna ricordare la biunivocità prescritta da ogni diritto. In questo caso il diritto di non essere molestato per la propria opinione deve anche essere un dovere che ci impegna a praticare verso gli altri quell'equilibrio che permetta l'attuazione di questo punto e del disegno dei 30 diritti umani. Se mi prendo la libertà di insultare la dignità di qualcuno, dovrei essere chiamato a risponderne, dato che avrei leso il prossimo, detentore dei miei stessi diritti. Bisogna fare ulteriori considerazioni sul cercare, ricevere e diffondere informazioni attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Dato il controllo del web da parte delle corporazioni private, occorre che ogni paese fornisca ai cittadini piattaforme informatiche di informazione e scambio di informazioni a qualsiasi livello, gratuite e libere da ogni influenza privata. Pensare con la propria testa sarà sempre più difficile se non esigeremo e costruiremo politicamente spazi e modi liberi di opinione ed espressione. Nel Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia, il consigliere Furio Onsel, che abbiamo incontrato, ha presentato a riguardo una proposta di legge, ovvero norme per la promozione e la diffusione di sistemi di software libero, nonché per la trasparenza, l'accessibilità e la portabilità nella pubblica amministrazione. La proposta di legge vuole promuovere lo sviluppo e l'educazione al software libero per affrancare il nostro paese e le nostre amministrazioni dal colonialismo digitale di poche multinazionali, per poi riuscire a sviluppare i principi della conoscenza aperta e i nuovi posti di lavoro qualificati. Questa proposta inserisce importanti novità rispetto ad altre iniziative simili, ovvero degli incentivi per chi utilizza il software libero, dei disincentivi per chi non lo utilizza, un organo di controllo e una promozione nelle scuole e nelle istituzioni di premi. La proposta di legge nasce da un dibattito con le aziende, le associazioni, le università e le scuole, per poi riuscire a permettere di promuovere l'adozione e lo sviluppo di software non proprietario attraverso un'alleanza tra sistema pubblico, aziende e associazioni. Per riportare l'attenzione sull'articolo 21 a cui è dedicato questo festival, ci sembra importante sottolineare che anche nel nostro paese è già stato affrontato il tema relativo ai limiti riguardanti la libertà di espressione. Ne è la prova infatti la legge Mancino, la quale viene approvata il 25 giugno 1993 ed è proposta dal ministro dell'Interno Nicola Mancino. Essa condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista, aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge punisce anche l'utilizzo di simbologie legate ai suddetti movimenti politici. Dunque, questa norma è oggi il principale strumento legislativo che l'ordinamento italiano offre contro la repressione dei crimini d'odio. Che cosa abbiamo imparato? Ad informarci leggendo diverse fonti, confrontarci con i compagni e le persone autorevoli che si sono rese disponibili, come ad esempio l'incontro online che abbiamo fatto con il consigliere Furio Onsel. Abbiamo imparato ad indagare per farci un'idea, sapendo di avere diversi dubbi, ma ciò alimenterà il nostro bisogno di capire. Abbiamo così concluso la nostra presentazione. Vi ringrazio per la visione. Grazie ai ragazzi del Marchetti. Tutti o tanti faranno approfondimenti sull'articolo 21 completamente diversi. Io vorrei sottolineare questo. La ricchezza, ricordatevi sempre ragazzi, è data dalla diversità. Sarebbe mortale se tutti gli insegnanti fossero come me, come le professoresse qui presenti, come la professoressa Rossi al liceo Marinelli di Udine, la professoressa Zoffo al Torricelli di Maniago e la Barazzutti.
Voi dovete pensare che la ricchezza è data dalla diversità e quando avrete dei ragazzi e delle ragazze diverse da voi, questi non potranno che arricchirvi. Vorrei poi fare due riflessioni. È stato trattato il problema della legge Mancino, l'abbiamo già trattata ieri nella Lectio Magistralis. Coloro che volessero approfondire il problema del primo emendamento che è stato richiamato, noi faremo un incontro con il professor Barberis alle ore 5:30 oggi pomeriggio, alle 17:30, esattamente su questo argomento. Questo perché capiate che senza parlarci, perché nessuno ha parlato con nessuno, noi non abbiamo detto a nessuna scuola cosa dovesse fare, ebbene ci siamo ritrovati di fatto a nostra insaputa. Guardate la bellezza di queste cose. Grazie, adesso tocca ai ragazzi del Manzini e alla seconda CAT che presenta pagine di legalità. Prego. La classe seconda CAT presenta pagine di legalità. Quest'anno abbiamo avuto piacere di conoscere un grande scrittore, Leonardo Sciascia, e di leggere uno dei suoi capolavori, Il giorno della civetta. Leonardo Sciascia è stato uno scrittore siciliano della seconda metà del Novecento. È nato a Racalmuto nel 1921 ed è morto a Palermo nel 1989. Quando pubblicò il romanzo Il giorno della civetta, Sciascia aveva 39 anni. Era un maestro elementare, già noto alla critica, ma non ancora popolare. Il giorno della civetta portò la popolarità allo scrittore. Per la prima volta attraverso la letteratura si parlava di mafia. Questo è un romanzo di denuncia e forse il primo ad accusare pubblicamente ed eternamente lo strapotere mafioso che già nel 1961 governava e intimidiva la Sicilia. La vicenda narrata nel romanzo inizia una mattina in un paese non precisato della Sicilia degli anni 50, quando viene assassinato un uomo, il costruttore Salvatore Colasberna, presidente di una piccola cooperativa di edilizia, mentre sta per prendere come ogni giorno l'autobus. L'indagine, che da subito incontra delle difficoltà a causa dell'omertà dei cittadini, viene affidata al capitano dei carabinieri Bellodi, emiliano ed ex partigiano, è un uomo che crede fermamente nei valori di una società democratica e moderna. Le indagini di Bellodi scavano sempre più in profondità, portandolo alla conclusione di trovarsi di fronte a un omicidio di mafia. Infatti, il capitano scopre che la vittima aveva rifiutato la protezione della mafia. Fra interrogatori e indagini, la vicenda arriva negli ambienti di potere, al Parlamento e al governo. E la figura di Bellodi suscita fastidio e preoccupazione in quanto potrebbe svelare le collusioni mafiose con alcune personalità politiche. L'indagine condotta da Bellodi procede con l'interrogatorio di Don Mariano Arena, boss mafioso, e diventa sempre più pericolosa per i poteri forti, perché gradualmente fa emergere una fitta rete di collusione tra mafia e politica. Gli ambienti politici ed ecclesiastici romani, temendo di essere coinvolti e di perdere la loro credibilità, si mobilitano per impedire che Bellodi arrivi ad una conclusione. Lasciamo a voi il piacere di leggere la conclusione di questo bellissimo giallo. Abbiamo però voluto caratterizzare i due personaggi principali del romanzo. In questo romanzo si delinea l'eroe antimafia, il capitano Bellodi, un investigatore moderno, un eroe umano, troppo umano, modello di coraggio, giustizia, uno stampo che ha dato vita ad eroi in carne ed ossa della storia italiana come Falcone e Borsellino. C'è da aggiungere che il capitano Bellodi fu modellato da Sciascia sulla figura più che reale di un suo amico ufficiale e scrittore Renato Candida. Il capomafia Don Mariano Arena è portatore di ideali fondati in una realtà siciliana molto dura, quasi cristallizzata negli ideali della corruzione e della prevaricazione. Don Mariano Arena è protagonista di un mondo, quello siciliano, basato sull'individualità e sulla corruzione. Abbiamo visto come la penna di Sciascia abbia fatto nascere il primo eroe antimafia della letteratura. Ma chi è un eroe? Chi può essere considerato tale? Un eroe mascherato dai fumetti o il personaggio fantastico di un film? No. I veri eroi si confondono tra la folla, spesso sono invisibili, lavorano per noi e sacrificano la propria vita per la comunità. Così abbiamo pensato di paragonare il capitano Bellodi ad alcuni uomini che hanno lasciato in maniera indelebile la loro impronta nella nostra storia.
Giovanni Falcone nacque a Palermo il 18 maggio 1939. Era un magistrato italiano, fu amico d'infanzia di Paolo Borsellino ed entrambi persero la vita alla ricerca della verità e della giustizia lottando contro la mafia. Giovanni Falcone venne assassinato in quella che comunemente è riconosciuta come strage di Capaci il 23 maggio 1992. Il boss Raffaele Ganci seguiva tutti i movimenti del poliziotto Antonio Montinaro, il caposcorte di Falcone, che guidò le 3 Fiat Croma blindate dalla caserma Lungaro fino a Punta Raisi. Ganci telefonò a Giovan Battista Ferrante, un mafioso di San Lorenzo, per segnalare l'uscita dalla caserma di Montinaro e degli altri agenti di scorta. Alle ore 17:58 Brusca azionò il telecomando che provocò l'esplosione di 1000 kg di tritolo sistemati all'interno di fustini sotto l'autostrada. La croma bianca su cui viaggiava il giudice, a causa dell'esplosione, si schiantò contro un muro, proiettando violentemente Falcone e la moglie contro il parabrezza. Oltre a Giovanni Falcone e la moglie persero la vita molti agenti e civili che viaggiavano su quella strada. Giovanni Falcone venne trasportato in elicottero e morì dopo un'ora tra le braccia di Paolo Borsellino, mentre la moglie morì poche ore dopo nel corso di un intervento chirurgico. Paolo Borsellino nacque a Palermo il 19 gennaio 1940. Come Falcone era un magistrato italiano che dedicò tutta la sua vita a combattere contro la mafia. Il 19 luglio 1992, dopo aver pranzato a Villa Grazia di Carini con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Paolo Borsellino si recò insieme alla sua scorta in via D'Amelio, dove vivevano la madre e la sorella Rita. Alle 16:58 una Fiat 126 imbottita di tritolo, che era parcheggiata sotto l'abitazione, detonò al passaggio del giudice, uccidendo oltre a Borsellino anche 5 agenti di scorta. Quando parliamo di eroi antimafia non possiamo dimenticare 2 giovanissimi giornalisti che nella seconda metà del Novecento hanno dato la loro vita per tutti noi, per dimenticare alle generazioni future il bisogno di far trapelare sempre la verità. Giovanni Spampinato, nato a Ragusa il 6 novembre del 46 e morto a Ragusa il 27 ottobre del 72. Fu assassinato da Roberto Campria all'interno della sua auto con 5 colpi di pistola. Morì così una settimana prima di compiere 26 anni. L'omicidio a Roberto Campria fu condannato a 14 anni di detenzione. Era il figlio del presidente del tribunale di Ragusa, Saverio Campria. Giovanni Spampinato fu uno dei pochi giornalisti che riuscì a documentarsi sul traffico illecito di opere d'arte, armi, sigarette e droga, per poi denunciarli apertamente. Per questo motivo pagò la propria vita, la sua sete di verità. Giancarlo Siani, nato a Napoli il 19 settembre del 59, morto a Napoli il 23 settembre dell'85, scrisse i suoi primi articoli per il mensile Il Lavoro nel Sud. Scrisse anche per il quotidiano Il Mattino ed era un giornalista precario. Viveva a Napoli ma lavorava per la redazione di Castellammare. Fu assassinato dalla camorra con 10 colpi di pistola dopo 4 giorni dal suo 26esimo compleanno, perché come altri giornalisti denunciò la mafia. La sua uccisione fu ordinata dal boss Angelo Nuvoletta per volontà del mafioso Totò Riina, che era il capo di Cosa Nostra. Come si vede dall'immagine riportata nella slide, ci sono diversi riconoscimenti nei confronti dei grandi lavori di denuncia messi in atto da Siani. Probabilmente tra i più importanti dobbiamo menzionare il murale che si trova in via Vincenzo Romaniello, che è un'opera di street art dedicata alla vita del giovane giornalista. Oltre ai giornalisti e 2 magistrati non possiamo ricordare Don Pino Pugliesi, all'anagrafe Giuseppe Pugliesi, nato a Palermo il 15 settembre 1937 e morto sempre a Palermo il 15 settembre 1993. È stato un sacerdote e educatore italiano, ucciso da Cosa Nostra il giorno del suo 50° compleanno, a causa del suo costante impegno evangelico e sociale contro la mafia. Per molti anni si è dedicato all'educazione dei bambini del quartiere Brancaccio di Palermo, evitando che delle piccole vite innocenti diventassero vittime e carnefici allo stesso tempo di diverse famiglie mafiose. Il 25 maggio 2013, sul prato del Foro Italico di Palermo, davanti a una folla di circa 100.000 fedeli, Don Pino Pugliesi è stato proclamato beato. È stata la prima vittima di mafia riconosciuta come martire della Chiesa.
Ancora una volta, le pagine della letteratura italiana ci coinvolgono e ci portano nel cuore della Sicilia a combattere direttamente contro la mafia. Alessandro D'Avenia, nel romanzo Ciò che inferno non è, presenta come protagonista Federico, un 17enne che comincia a farsi delle domande sulla vita e sul futuro. Alla fine dell'anno scolastico Federico è pronto a partire per Oxford per una vacanza studio. In questo frangente avviene l'incontro svolta con l'insegnante di religione soprannominato 3P, sigla di Padre Pino Puglisi, che lo stimola a impegnarsi prima di partire nel volontariato del suo quartiere, cioè Brancaccio. Federico accetta e il nuovo impegno sarà per lui un crocevia dell'esistenza. Gli rubano la bici, lo feriscono, ma Federico sente di aver scoperto una nuova realtà. Si innamora di una ragazza di nome Lucia, che gli permette di vedere le cose da un'altra prospettiva, ma gli viene catapultato una realtà dura e crudele. È costretto a piangere la morte del suo maestro di vita, 3P, che viene ucciso perché ha dedicato tutta la vita a combattere gli uomini di Cosa Nostra, che tenevano il potere nel suo quartiere, denunciandone a voce alta tutte le ingiustizie, celebrando la messa nella piazza centrale e soprattutto accogliendo bambini, ragazze e mamme al centro Padre Nostro. Così facendo ha tolto i bambini dalle strade, salvandoli da un futuro di droga, sangue e corruzione. Un altro personaggio indubbiamente importante della nostra storia e della nostra cultura è stato Peppino Impastato, un giovane giornalista proveniente da una famiglia di stampo mafioso che ha saputo ribellarsi contro la dura realtà criminale. Peppino Impastato è nato a Cinisi, in Sicilia, il 5 gennaio 1948. È stato uno scrittore, un giornalista e attivista antimafia. Nel 1965 ha fondato il giornalino Idea Socialista, mentre nel 1977 ha fondato Radio Out, che utilizzò per denunciare i crimini e gli affari dei mafiosi. Nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1978 è stato ucciso, sempre a Cinisi, da dei sicari malati del boss mafioso Gaetano Badalamenti, e i quali adagiarono successivamente il suo cadavere su delle rotaie del treno, e sotto di lui lasciarono anche una carica di tritolo, facendo sembrare questo omicidio un suicidio. Difficili sono state le ricerche per dimostrare la colpevolezza di Gaetano Badalamenti, che è stato smascherato solamente nel 2001, grazie alla perseveranza della madre nelle indagini e alcune testimonianze degli amici. A portare avanti questo suo progetto contro la mafia è stato, oltre alla madre, suo fratello, Giovanni, nato nel 1953, sempre a Cinisi, che oltre a denunciare, come faceva suo fratello, appunto, le azioni illecite della mafia, ha scritto anche un libro intitolato Oltre 100 passi, da cui è stato tratto anche il film omonimo. Questo titolo prende il suo nome dal numero di passi che separavano la casa di Peppino e della sua famiglia da quella del boss mafioso Gaetano Badalamenti. E l'opera letteraria racconta della battaglia connotata a Peppino e continuato per la morte appunto del suo fratello e della madre. E il tema principale mette in evidenza i conflitti all'interno della famiglia Impastato e la voglia di Peppino di cambiare la sua Sicilia. Il messaggio che il fratello Giovanni ci vuole passare è la denuncia dei mali che avvenivano e avvengono ancora tutt'oggi in Sicilia come nel resto del mondo. Giovanni Impastato, inoltre, ci tiene a ricordare più volte che suo fratello non è stato l'eroe, bensì un semplice ragazzo come gli altri, che ha saputo però dire basta alla corruzione, alla connivenza dello Stato e all'omertà. Al termine di questo incontro non possiamo non parlare di Roberto Saviano. Roberto Saviano è un giornalista, scrittore e saggista, nato a Napoli il 22 settembre 1979. Dopo aver ottenuto la maturità scientifica a Caserta, si laurea in filosofia all'Università Federico II di Napoli. Inizia la sua carriera all'età di 23 anni, scrivendo per diverse testate giornalistiche. Il grande successo come scrittore arriva nel 2006, grazie alla pubblicazione del libro Gomorra, un viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della Camorra, un romanzo realistico che denuncia apertamente le azioni illegali ed estremamente pericolose della Camorra campana. Il romanzo ha venduto quasi 3 milioni di copie nel nostro paese e 10 milioni nel mondo ed è stato tradotto in 52 lingue diverse. In seguito alle minacce di morte ricevute per la pubblicazione del libro, qualcuno un giorno lasciò un volantino nella cassetta della posta di sua madre, mentre lui era ancora a Napoli, che mostrava una sua foto con la parola condannato di fianco e una pistola puntata alla tempia. Saviano è costretto a vivere sotto scorta, un severo protocollo di protezione che in realtà porta un innocente a vivere come se fosse in una sorta di carcere per poter salvare la propria vita.
Il romanzo è stato portato in TV con la serie Gomorra di Garrone nel 2008 ed ha avuto un grande successo soprattutto tra i giovani. Pertanto leggere, studiare, documentarsi, in alcuni casi anche guardare programmi televisivi di una certa qualità, sono le modalità attraverso le quali noi ragazzi possiamo imparare a vivere e comprendere una realtà molto lontana ma allo stesso tempo vicina nel tempo della nostra società. Fortunatamente a noi studenti viene data la possibilità di conoscere questi drammatici fatti dalla cronaca, dai documentari, dai libri e anche attraverso generi letterari diversi. Poco meno di un anno fa, ad esempio, ogni settimana in edicola con il Fatto Quotidiano è uscito un libro che ha raccontato con la tecnica del fumetto, esattamente della graphic novel, i protagonisti e le vittime della resistenza civile alle mafie. Chiedi chi erano gli eroi è la collana di fumetti dedicata alle figure più importanti che hanno speso la propria vita alla lotta alla mafia e sul fronte della legalità, tra le quali Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Come dimenticare simili azioni? Cosa fare per tenere vivo il ricordo di questi grandi uomini eroi dei nostri tempi? Studiare, leggere, comprendere, indignarsi, difendere la libertà di parola e di pensiero. Questo è il compito delle nuove generazioni. Vi salutiamo attraverso una citazione: si può spezzare un fiore ma non si può impedire la primavera, ricordandovi che lottare per la libertà, di qualsiasi genere essa sia, è indubbiamente un obbligo morale. Grazie al lavoro dei ragazzi. Sono stati richiamati diversi eroi che hanno dato la loro vita, ricordiamoci, per tutti noi. Se noi godiamo la libertà di cui oggi disponiamo, la dobbiamo a loro. E ricordatevi che tanto più noi ci impegniamo, tanto meno ci sarà la necessità di questi eroi. Tra un'ora ne avremo un altro, Paolo Berizzi, che grazie a Dio è vivo, ma anche lui è sotto scorta. E questo perché capiate che grazie a queste persone, che però sono ancora troppo sole, noi godiamo della nostra libertà. Ma se noi ci impegnassimo di più e se noi facessimo terra bruciata intorno a noi per quello che possiamo, relativamente alla corruzione, relativamente alla criminalità, sarebbe molto più facile anche per queste persone uscire da questo isolamento sociale nel quale vivono. Cioè dobbiamo riflettere su questo. Senza saperlo, noi abbiamo fatto una cosa anche qui assieme ai ragazzi, perché i ragazzi hanno parlato di Torre Annunziata e di Siani. Ebbene, noi, senza saperlo, abbiamo chiesto alle Ali delle Notizie, un'associazione di ronchi dei legionari, di posizionare qui a San Daniele la quarta panchina della libertà. La prima panchina della libertà è stata posta a Ronchi dei Legionari da parte di questa associazione di giornalisti. Poi è stata posta al ghetto di Roma, ebraico. La terza è stata posizionata proprio a Torre Annunziata per Siani. La quarta è qui, attualmente sotto la loggia della Biblioteca Guarneriana, e quando finirà il festival, è stata messa in occasione del Festival Costituzione sull'articolo 21, sarà posizionata nel giardino antistante il Manzini, e quindi tutti i ragazzi del Manzini che passeranno di lì potranno sedersi, ovviamente, ed è giusto che lo facciano, sapendo però su quale panchina andranno a sedersi e qual è il significato di quella panchina. E naturalmente invito tutti gli ospiti anche di tutti i territori che verranno a San Daniele di sedersi su quella panchina. Ricordatevi di andare a vedere 19 minuti di Calamandrei, il discorso che fece il 26 gennaio 1955 a giovani come voi, universitari e delle scuole superiori di Milano. E tra le tante cose che non cito, ne cito una sola. Lui diceva che non amava assolutamente l'indifferentismo. Voi non dovete mai pensare: cosa volete che mi interessi a me questo? Non è mica un problema mio, è un problema invece di tutti, perché lui usa una metafora e dice, andatevela a sentire, che se il bastimento cade
anch'io cado. Mentre uno, in questa metafora, diceva: e che mi importa, il bastimento non è mica mio. Ma se cado, cado anch'io. Questa consapevolezza dobbiamo averla tutti. Ecco, secondo me, questo momento di riflessione contro l'indifferentismo, perché ci sia sempre meno bisogno di eroi. Perché, come diceva Bertolt Brecht, sventurata la terra che ha bisogno di eroi. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi. Grazie di questo lavoro, adesso il lavoro passa ai ragazzi di Terza BFM che parleranno delle realtà virtuali, dall'alterazione della personalità alla comunità plagiata. Prego. Certo. Buongiorno, mi chiamo Francesco Piozitiello e frequento la classe terza BFM della scuola secondaria di secondo grado Isis Vincenzo Manzini. Buongiorno, mi chiamo Quai Daniele e frequento la classe terza BFM. In occasione del festival, la nostra classe ha prodotto 3 elaborati riguardanti rispettivamente la libertà di espressione del pensiero, la privacy e l'appartenenza a un gruppo e il populismo digitale. Prossima slide. Brevi libere riflessioni personali sulla libertà del pensiero. Secondo me la libertà di manifestazione del pensiero è un'utopia, perché in realtà nessuno è mai davvero libero di pensare e soprattutto di dire ciò che pensa senza essere giudicato o limitato al giudizio degli altri. Alessio Varutti. Penso che la libertà di espressione del pensiero sia un diritto fondamentale, che va a formare le basi per la democrazia. Nicola Alpini. Secondo me, la libertà di espressione del pensiero è un diritto essenziale per ogni individuo, che non si limita solamente ad esprimere apertamente le proprie idee, ma consiste anche nell'ascoltare e accettare le idee altrui, anche se diverse o totalmente contrarie alle nostre. In particolare, al giorno d'oggi, buona parte delle persone di tutto il mondo riescono ad entrare facilmente in contatto tra di loro. È importante riconoscere che colui che parla ha tutto il diritto di farlo e anche gli altri hanno il diritto di dare voce alla propria idea. Serena Peverini. Io penso che la libertà di manifestazione del pensiero sia molto importante. Senza di essa credo che uno Stato non possa essere chiamato moderno. È fondamentale per combattere le ingiustizie e per non essere comandati dal proprio Stato o dagli altri. Gabriel Zanier. I pensieri sono inutili finché non li si esprimono. Se mai dovessero togliermi la libertà di farlo, sarebbe come togliermi la vita intera. Immaginate di credere in qualcosa per tutta la vostra vita e non poterlo mai dire a nessuno. Immaginate che quella paura non sia solo di venire giudicati, ma addirittura di morire. Perdere la vita perché esprimo ciò che penso, ciò in cui credo. Una morte atroce, oltre che assurda. Ci sono persone che conducono la tua stessa vita, ma loro non possono mai esprimere un'opinione, altrimenti ciò che gli spetta sono le torture più dolorose, o la perdita dei cari, oppure ancora la loro vita viene presa e gettata via. Le loro anime strappate dal corpo per aver detto qualcosa di troppo, perché qualcuno non è d'accordo. È una cosa disumana. Maria Candusso. Per me la libertà di manifestazione del pensiero non viene sempre espressa da tutti, perché una persona non esprimerà mai un pensiero negativo su un'altra persona. Thomas Degano. La libertà di espressione del pensiero è la cosa più importante che ci sia, perché attraverso il pensiero l'uomo si sente libero, ma una volta espressa la sua opinione può non sentirsi più libero. Dorian Missana. La libertà di manifestazione del pensiero, secondo me, dovrebbe essere una cosa normale nel 2021, però non lo è ancora, perché le persone temono di dire ciò che pensano a causa del fatto che spesso le frasi che le persone vorrebbero dire sono delle critiche verso grandi e importanti persone che hanno il potere e quindi la gran parte delle volte continuano a fare le cose sbagliate per lucrare sulle altre persone, che per timore magari di perdere il lavoro o di essere escluse dalla civiltà decidono di stare zitte per non avere problemi. Spase Kicev.
Per collegarmi all'argomento del festival ho utilizzato come base il film del 2017 Il cerchio. Il film si basa sulla vita di Mae, una ragazza che passa da lavorare in un call center ad una super azienda in cui era tutto più evoluto tecnologicamente e controllato. Mae cerca di entrare a far parte di questo nuovo macrogruppo che era l'azienda stessa, fino a diventarne, dopo varie vicende, la leader, facendosi attaccare addosso una telecamera che avrebbe trasmesso la sua vita ogni giorno a milioni di persone in streaming. Questo non causa problemi a Mae, ma soprattutto ai suoi cari, cioè il suo ex ragazzo, che mentre scappa da degli animalisti cade da un ponte con la sua auto. L'accaduto spinge Mae a denunciare i 2 uomini a capo dell'azienda per aver salvato i dati di milioni di persone senza autorizzazione. Nel film si può vedere all'inizio come Mae cerchi di entrare a far parte del gruppo aziendale e di come poi ne diventi leader. Un po' come succede ai ragazzi di oggi, i quali cercano costantemente un gruppo da cui farne parte, di fare amicizia e su cui fare affidamento. Alcune volte però questo desiderio potrebbe portare il soggetto a compiere qualsiasi atto pur di entrarvi. Al giorno d'oggi, quando diciamo di conoscere una persona famosa, come ad esempio uno streamer o un TikToker, in realtà ci riferiamo solamente al suo personaggio o come si comporti quando la telecamera è accesa, ma non potremo mai venire a conoscenza della sua vera persona. Eccezione fatta, per Mae, la cui telecamera era accesa tutto il giorno e con cui imparò a conviverci. Ogni volta che facciamo una ricerca per la scuola oppure cerchiamo una notizia online, pensiamo che quel servizio sia gratis. In realtà, attraverso i cookie stiamo vendendo i nostri dati sensibili a quel sito, che a sua volta venderà ad aziende che ci faranno ricevere pubblicità personalizzate che potrebbero violare la nostra privacy. Per collegarmi all'argomento che ha esposto appena il mio compagno e per collegarmi all'argomento cardine di questo festival, ho voluto approfondire un tema attualissimo, ovvero il populismo digitale. E per iniziare a trattare questo argomento ho voluto riportare una frase di Julian Assange, che è un noto programmatore e giornalista australiano, che recita: Internet, nostro massimo strumento di emancipazione, si è trasformato nel più pericoloso sostegno al totalitarismo mai visto. Sono ormai circa 15 anni che i social network sono sbarcati all'interno della vita quotidiana di ognuno di noi. Nessuno poteva immaginare che delle semplici applicazioni potessero condizionare e addirittura andare a modificare la vita di miliardi di persone, ma purtroppo così è stato. Ad oggi, appunto, la maggior parte delle attività svolte da una persona transitano attraverso dei programmi che ci permettono di bypassare determinate azioni in modo tale da raggiungere il nostro scopo nel minor tempo possibile. E fin qua, appunto, non vi sono delle note negative. Ma cosa succede se queste applicazioni vengono usate inconsapevolmente e per raggiungere scopi politici? Ed è qui che nasce il termine di populismo digitale. Per populismo digitale, appunto, si intende un atteggiamento politico che mira a rappresentare il popolo e le grandi masse, esaltandone pregi e difetti. E fin qui non c'è una nota negativa, ma molto spesso questo termine viene utilizzato come sinonimo di demagogia. Per demagogia si intende la degenerazione della democrazia, che al normale dibattito politico si sostituisce una propaganda esclusivamente lusingatrice, allo scopo di mantenere o conquistare il potere. Dove hanno origine questi 2 termini? Questi 2 termini hanno origine in Russia, durante i movimenti socialisti e antizaristi, e successivamente si sono diffusi in Europa e anche in Italia, dove venivano usati in un primo momento come termini dispregiativi nei confronti di molti partiti di destra, come ad esempio il fascismo e il berlusconismo, e nei tempi più recenti si sono diffusi anche per i partiti del centro-sinistra. Negli ultimi anni, infine, si è diffuso il concetto di populismo digitale.
Il populismo digitale ha lo stesso significato dei due termini precedenti, solamente che questa propaganda viene svolta attraverso l'utilizzo di social network e di internet. Questo fenomeno ad oggi è appunto un tema prettamente politico, infatti i social vengono utilizzati soprattutto da vari esponenti di partiti per effettuare una propaganda, soprattutto durante le elezioni, per guadagnare molti voti dalle persone. Come riescono però a mettere in atto queste vere e proprie strategie politiche? Uno dei tanti strumenti che vengono utilizzati sono le cosiddette fake news, ovvero tutte quelle notizie che ogni giorno ci appaiono sul telefono e che noi siamo invogliati a leggere grazie a titoli accattivanti, ma che poi al loro interno riportano notizie del tutto errate che molte persone tendono a percepire come reali, perché vi è una grande disinformazione a livello globale. In questa breve presentazione ho voluto riportare tre casi eclatanti di populismo digitale avvenuti negli anni recenti. Il primo riguarda appunto gli Stati Uniti e in particolare le elezioni che hanno visto vincitore Donald Trump e il caso Facebook. A pochi giorni dalle elezioni, infatti, tutte le principali emittenti televisive e testate giornalistiche americane affidavano la vittoria alla Clinton, che secondo dei sondaggi aveva raccolto molti più voti dell'avversario. Trump però, a differenza di quest'ultima, possedeva molte conoscenze in ambito informatico e riuscì a conquistare milioni di voti grazie all'acquisto di milioni di account di Facebook che vennero utilizzati per fare una vera e propria propaganda. Altro caso di populismo digitale avvenuto pochi anni fa è quello durante la Brexit. La Brexit è stato il referendum che ha visto gli inglesi chiamati a votare per uscire oppure per rimanere all'interno dell'Unione Europea. Dopo alcuni sondaggi la popolazione era divisa in tre gruppi. Un macrogruppo era a favore dell'uscita dell'Unione Europea, mentre un altro macrogruppo era a favore per rimanere all'interno dell'Unione Europea, e infine vi era una piccola minoranza che era ancora indecisa. E allora, per far sì che questa piccola minoranza decidesse di votare a favore dell'uscita, Dominic Cummings, che allora era il consulente del primo ministro Boris Johnson, promise dei vantaggi che però non vennero mai realizzati a queste persone. Infine, l'ultimo caso di populismo digitale avvenuto pochi anni fa è avvenuto proprio in Italia, con il governo giallo-blu, ovvero con il governo che era formato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Durante le elezioni, infatti, molti dei rappresentanti di questi due partiti, anche se avevano delle ideologie completamente diverse, promisero molte opere ai cittadini che le avessero votati e un governo solido. Come sappiamo, il governo non durò molto e queste promesse non vennero mai mantenute. Come si può guarire dal populismo digitale? Purtroppo questo fenomeno si sta sempre più diffondendo in tutto il mondo e non solo in materia politica. Ad oggi non esistono dei veri e propri rimedi per guarire da questo fenomeno, ma appunto ci sono molti studiosi che stanno formulando delle teorie per combattere questo tema. E una di queste, la più plausibile, è quella di regolamentare l'utilizzo di internet attraverso delle leggi ferree in modo tale da contrastare questo fenomeno. Grazie per l'attenzione. Grazie ragazzi, grazie ragazzi di Terza B. Volevo solo fare una riflessione. I commenti dei ragazzi interessanti, vorrei soffermarmi su uno, quello di una ragazza, la Peverini, che ha usato due verbi che vi invito a pensarci su: ascoltare e accettare gli altri. Noi siamo deficitari nell'ascoltare. Noi sentiamo un ronzio di fondo, come quando ci parlano i genitori o gli insegnanti. Un ronzio di fondo, ma non ascoltiamo. Cosa vuol dire ascoltare? È un atteggiamento, è un abito mentale volto all'apertura dell'altro. E qui entra l'altro verbo: accettare gli altri con idee diverse. Quindi dobbiamo cambiare anche la nostra forma mentis e andare molto di più di quello che stiamo facendo verso questi due verbi:
ascoltare e non sentire, accettare gli altri con idee diverse dalla nostra. Poi vorrei fare una riflessione sul cerchio di me. E quando ero ragazzo io, uno dei saggi che andava per la maggiore in quegli anni, come quelli, tutti quelli con i capelli bianchi come me, lo sanno, è un saggio di Fromm, Avere o essere. Adesso sarebbe da rivisitare questo saggio, che potrebbe diventare avere o apparire, perché tutti vogliamo solo apparire e i nostri riferimenti sono solo coloro che appaiono, indipendentemente da quello che sono. Ma l'apparenza non è nulla, perché sotto non c'è nulla spesso. Quindi dobbiamo andare oltre la crosta e andare in profondità. Quindi vi invito a leggere quel saggio Avere o essere, ma non cadere in quello che potrebbe diventare avere o apparire, soprattutto apparire. Grazie, la parola ai ragazzi di seconda BFM, la libertà di espressione nell'era del web. Prego. Buongiorno, noi siamo la classe seconda BFM del Manzini. Abbiamo lavorato sull'articolo 21 approfondendo la libertà di espressione su internet. Quindi ci siamo divisi in sottogruppi e abbiamo cercato di lavorare come se fossimo in una redazione giornalistica, producendo una rivista virtuale che oggi presenteremo e che potrete trovare nel sito della scuola. La rivista si intitola Articolo 21 ed è divisa in 4 parti. Articolo 21 è Costituzione, la storia della libertà la storia di libertà e di espressione, luci e ombre del web e codice di condotta. A pagina 2 possiamo trovare l'articolo 21 che dice: tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure. Dopo aver letto l'articolo 21 abbiamo voluto osservare l'analisi che ha fatto Reporter Senza Frontiere, che si trova a pagina 3 e colloca l'Italia al 41esimo posto su 180 paesi. Inoltre abbiamo scoperto che col decreto Cura Italia, uscito il 17 marzo 2020, i giornalisti sono stati ostacolati facendo sì che i documenti non siano resi accessibili per via della pandemia. Inoltre i giornalisti sono stati ostacolati anche dai negazionisti del coronavirus, chiamati No Mask, che hanno pubblicato online notizie fake facendo sì che le persone non sapessero cosa credere. Inoltre abbiamo anche saputo che i giornalisti hanno conseguenze molto crudeli e che devono vivere sotto scorta in base a ciò che pubblicano. A pagina 5 io ho parlato della storia dei diritti e dell'importanza della libertà di espressione. Sin dall'antichità esiste un collegamento tra la libertà e la democrazia da un lato e l'informazione dall'altro. L'esercizio della libertà richiede strumenti e conoscenze speciali che possono derivare solo dall'informazione. Negli ultimi secoli, grazie alle innovazioni tecnologiche che hanno interessato soprattutto i mezzi di informazione, il cittadino si trova oggi in una condizione privilegiata perché ha accesso all'informazione in maniera immediata e diretta. Grazie alle nuove tecnologie e in particolare a Internet, il cittadino può partecipare alla vita democratica attraverso la diffusione e l'acquisizione dell'informazione in maniera diretta. Internet ha assunto un ruolo centrale nei nostri giorni e può essere considerato come un agorà, cioè come una piazza centrale alla quale tutti hanno accesso. Un altro aspetto molto importante che è legato all'accesso all'informazione riguarda la libertà di espressione e il diritto alla privacy e l'insieme delle altre libertà fondamentali che potrebbero scontrarsi con la libertà di espressione.
Per le ragioni appena esposte, la società dell'informazione si trova oggi ad affrontare le seguenti sfide. La prima sfida riguarda il fatto che Internet oggi è uno strumento che in parte è ancora sconosciuto, ma che è molto diffuso. La rete rappresenta il punto di svolta della società perché le informazioni non sono più rivolte al singolo cittadino. La terza sfida invece riguarda la necessità di avere degli attori che siano in grado di definire quelle che sono le notizie effettivamente rilevanti. La quarta sfida invece è più difficile delle altre perché ha come obiettivo quello di riuscire a favorire un giusto equilibrio tra la libertà di espressione e l'insieme di tutti gli altri diritti che potrebbero scontrarsi con la prima. Io con il mio gruppo di redazione abbiamo approfondito la libertà di espressione sul web, pagina 10. E come disse Louis Xiaobo, attivista per i diritti umani, la libertà di espressione è la base dei diritti umani, è la radice della natura umana e la madre della verità. Sopprimere la libertà di parola significa quindi insultare i diritti umani, soffocare la natura dell'uomo e reprimere la verità. Che cos'è la libertà di espressione? La libertà di espressione è un diritto garantito dalla Costituzione che ha visto i confini però della propria operatività fortemente condizionati dall'avanzamento costante delle nuove tecnologie. Soprattutto con l'avvento dei social network, la comunicazione, che dovrebbe essere un valore ancora più amplificato, ha prodotto invece elettori imprigionati in una bolla di incomunicabilità e pregiudizi, come con gli episodi sempre più frequenti dell'hate speech, istigazione all'odio, e le fake news, notizie false. Soprattutto all'interno dei social network, l'assenza di controlli e sanzioni ha costituito un grande fattore di rischio per l'emissione di fake news nel web. Per ovviare queste criticità, infatti, tra il 2006 e il 2008 è sorto in ambito ONU un progetto per la creazione dell'Internet Bill of Rights, una vera e propria dichiarazione dei diritti in Internet. In Italia essa è stata riprodotta dalla Commissione per i diritti e i doveri, fortemente voluta da Stefano Rodotà, che si è occupato della redazione e della Carta dei diritti di Internet, pagina 12. La Carta dei diritti di Internet è una moderna e progressiva Costituzione online che intende regolare ma non censurare, tutelando la libertà, l'accesso, la sicurezza della privacy e la neutralità della realtà, in 14 articoli semplici e chiari. Io, insieme al mio gruppo, ho deciso di approfondire il galateo del web, in particolare il codice di condotta. La Commissione europea, il 5 novembre del 2005, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio europeo il codice di condotta. In Italia, la Carta dei diritti di Internet, come ha detto la mia compagna, è stata approvata il 3 novembre del 2015 dalla Camera dei Deputati. Il 22 giugno 2020 la Commissione europea ha pubblicato i risultati della quinta valutazione del codice di condotta. Le società informatiche che hanno aderito, ossia Twitter, TikTok, Facebook e Instagram, valutano il 90% dei contenuti segnalati entro 24 ore, rimuovendo il 71% del contenuto ritenuto illecito, incitamento all'odio. Tutte queste piattaforme si sono date una regola unica, ossia quella che non si può promuovere la violenza contro altre persone, minacciarle o molestarle sulla base di razza, etnia, origine, orientamento sessuale o religione. In particolare TikTok ha preso provvedimenti più rigidi dopo una tragedia successa ad una bambina, ossia quella di chiedere l'età degli utenti che sono iscritti al social network. In conclusione al mio articolo, a quelli precedenti dei miei compagni, vorrei leggere un breve articolo sulla comunicazione online che parla che appunto questa comunicazione è una responsabilità di tutti. Dall'analisi della situazione odierna emerge chiaramente quanto sia necessaria una sensibilizzazione delle persone all'uso dei social, al fine di rendere gli utenti maggiormente responsabili. La libertà di espressione non può in nessun caso comportare la prevaricazione. Purtroppo, nella comunicazione emerge quotidianamente in numerosi ambiti, soprattutto mediatici, un atteggiamento a dir poco aggressivo nell'uso delle parole. Occorre riflettere su questo fenomeno. La comunicazione è alla base della nostra identità di esseri umani. È il pensiero che diventa forma.
La demonizzazione della rete è forse il tentativo degli adulti di sviare l'attenzione sulle proprie responsabilità, soprattutto educative. Il web, infatti, rappresenta un'ottima opportunità di libera espressione garantita dal pluralismo. La rete, vista come un'immensa agorà virtuale, è uno strumento potentissimo e utilissimo nello scambio di opinioni e di informazioni. Il problema sta nell'atteggiamento di molti troppi. La violenza delle parole che si sentono e si leggono è inquietante, poiché rispondere all'odio con l'odio non porta da nessuna parte. Le idee si possono discutere, ma sempre nel rispetto dell'altro. Fondamentale è ricordare sempre che si è ciò che si comunica, così come riporta il manifesto per la comunicazione non ostile. Progetto nato da una mamma, Rosy Russo, che stanca di subire questa dilagante violenza, soprattutto nei social, decide di fondare un'associazione con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani e tutta l'opinione pubblica. La signora Russo in questi ultimi anni ha siglato importanti accordi con il mondo della politica, dello sport e con la scuola, con l'obiettivo di creare una rete di persone consapevoli dell'importanza delle parole gentili. Infine, volevo ringraziare i miei compagni per aver fatto un bellissimo lavoro. I ragazzi hanno parlato di violenza. Ricordatevi che c'è un saggio di Gianrico Carofiglio del 2010 che titola La manomissione delle parole, cioè le parole vengono manomesse. E in questo libro c'è scritto, attenti, che la violenza, prima verbale, poi può diventare anche reale, fisica, è inversamente proporzionale al vocabolario, alla ricchezza di parole che ciascuno ha. Tanto più uno è povero, tanto più dice male parole, tanto più bestemmia, tanto più ha comportamenti assolutamente inaccettabili. Ma questa violenza è legata alla sua povertà. Quindi io vi invito ad essere ricchi, perché tanto più sarete ricchi, tanto meno sarete violenti, sia in termini di parole che in termini poi anche di azioni, perché spesso la parola è prodromica, anticipa la violenza fisica. Grazie. E l'ultimo lavoro ai ragazzi del liceo Marinelli di Udine e alla professoressa Rossi, che ringrazio. Prego. Benissimo. Se dovete condividere lo schermo. Un benvenuto al liceo scientifico Marinelli e ora una mia allieva vi illustrerà il percorso nato dalla riflessione sull'articolo 21 e condotto dalla seconda N e dal gruppo danza. Allora, la nostra classe è composta da ragazzi e ragazze che frequentano il secondo anno del liceo scientifico Giovanni Marinelli a Udine. A seguito dei temi studiati ed approfonditi quest'anno riguardanti l'educazione civica, abbiamo deciso di prendere parte a questo progetto perché riteniamo di essere coinvolti in prima persona in quanto generazione 2.0. Grazie anche alla collaborazione del gruppo danza vi illustreremo la nostra declinazione di articolo 21. Nella prima parte ci sarà una presentazione del concetto di libertà in Dante, successivamente del colpo di Stato in Myanmar, di seguito della libertà di essere associata alla comunità LGBT ed infine una presentazione sulle fake news. Il nostro percorso inizia con una riflessione riguardo le radici storiche della libertà di espressione e a questo proposito abbiamo scelto di analizzare il 17° canto del Paradiso dantesco, il cui tema principale è quello del libero arbitrio. All'interno del canto viene presentato un dialogo tra Dante e Cacciaguida, che è il suo trisavolo, e il punto chiave di questo dialogo è proprio quando Dante chiede all'antenato se, non dicendo tutta la verità, perderà la fama e la stima dei posteri,
E in conclusione abbiamo la risposta dell'antenato che invita il nipote a scegliere sempre e comunque la via da verità. Per l'appunto il tema principale del canto è quello del libero arbitrio. Più nello specifico, secondo Dante, l'uomo è ordinato alla beatitudine o alla dannazione eterna, secondo che orienti verso il bene o verso il male le proprie innate tendenze. Allo stesso modo, quindi, non è lo sguardo di Dio che determina l'agire umano, ma è bene sottolineare che ciascuno di noi è dotato dell'intelletto e perciò di libero arbitrio. L'interpretazione di Dante è profondamente cristiana, ovviamente, ma lo stesso concetto può essere anche interpretato dal punto di vista laico, secondo il quale siamo noi, in prima persona, i protagonisti delle nostre vite e lo siamo tramite le nostre azioni. Dunque, di fatto, ciascuno di noi è libero, ma questa libertà che viene concessa all'uomo deve implicare anche una piena responsabilità morale. Uno degli esempi più recenti in cui le libertà di parola ed espressione presentate nell'articolo 21 non sono state rispettate consiste negli avvenimenti accaduti in Myanmar negli ultimi mesi. Infatti, il 1 febbraio 2021 l'esercito ha preso il potere con un colpo di Stato e ha rinchiuso per 2 giorni tutti i parlamentari, tra cui Aung San Suu Kyi, capo dello Stato e figura simbolo di questo paese. A causa di queste motivazioni, la popolazione è scesa in strada a protestare, ma il nuovo regime ha represso nel sangue queste manifestazioni pacifiche, uccidendo più di 700 persone. Inoltre anche i medici birmani si sono uniti alle contestazioni, in quanto non accettano che questa rivolta sia stata attuata durante la grave pandemia di Covid-19, che come in tutto il mondo sta causando una grave crisi. Il riferimento all'articolo 21 in questo esempio consiste nella repressione violenta dei manifestanti, che sono stati uccisi per aver difeso le loro idee. Infatti, sia nell'articolo della nostra Costituzione che nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, le libertà di parola, idea e di espressione vengono considerate diritto di ogni cittadino. Noi riteniamo che non rispettare ancora al giorno d'oggi questi diritti fondamentali sia qualcosa di inaccettabile e che richieda l'intervento e l'attenzione dell'ONU e degli altri stati del mondo. Ci è sembrato interessante il collegamento con un canto popolare della Rivoluzione francese che abbiamo scelto di coreografare con un breve intervento. C'è il video? Facciamo partire il video? Sì, il primo. Il primo, ok, grazie. Les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates on les prendra, la 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les fondra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. L'articolo 21 mette in evidenza l'importanza del diritto di pensiero e di parola, dunque anche quello di essere. Uno dei dibattiti che purtroppo nel XXI secolo persiste è quello fra le persone pro e quelle contro l'LGBT. Il problema maggiore è che in gran parte del mondo questa comunità viene discriminata, talvolta anche dalle stesse famiglie. Grazie ai social alcuni di questi episodi terribili fanno il giro del web e ci permettono di riflettere sulla situazione in cui ci troviamo. Per quanto riguarda la Chiesa, da secoli si oppone al riconoscimento delle coppie omosessuali, in quanto, nonostante a Dio non siano attribuite condanne contro l'omosessualità, la Congregazione per la Dottrina della Fede sostiene che non faccia parte del disegno di Dio, in quanto verrebbe meno il poter generare figli. Passando invece alla politica, durante una sessione del Parlamento europeo, l'Unione Europea è stata dichiarata zona di libertà LGBT, e inoltre in Italia negli ultimi mesi ha preso importanza il DDL ZAN, una legge che in poche parole abolirebbe transfobia e omofobia e porterebbe all'istituzione di alcuni interventi legislativi.
In questo contesto abbiamo inserito un passo a 2 che sta ad indicare 2 diverse entità alla ricerca di un'unione, coreografato sulla musica Take Me to Church e testo da noi scelto poiché spesse volte adoperato nelle manifestazioni riguardanti l'LGBT. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my lover's the sunlight. Keep the goddess on my side. Sei in onda. Andrebbe ricordato ed enfatizzato il fatto che le libertà di un individuo terminano nel momento in cui le azioni svolte in nome di queste vanno a limitare e offendere le libertà altrui. Nello specifico, le fake news possono dimostrarsi un abuso delle libertà di parola ed espressione con l'intenzione di divulgare false informazioni, rischiando poi di sfociare nella diffamazione quando queste informazioni sono caratterizzate da attacchi personali. Questo fenomeno si è potuto diffondere in maniera prolifica, soprattutto negli ultimi anni, tramite l'avvento dei social media e lo sviluppo di Internet. Uno strumento che è stato adottato per ridurre ogni tipo di discriminazione è il politicamente corretto, che tuttavia oggi sta mutando in una vera e propria censura, soprattutto sui social. Per questo motivo sta a noi giovani essere responsabili di ogni azione che compiamo e di ogni cosa che diciamo. D'altro canto, però, le notizie che riceviamo da giornali, televisione e qualsiasi mezzo di informazione vengono manipolate. Per questo motivo possiamo affermare che le notizie che riceviamo ogni giorno sono considerabili false, o perlomeno non del tutto attendibili. Soprattutto in quest'ultimo periodo ci siamo trovati di fronte a un'esagerata quantità di fake news su temi che sono entrati ormai a far parte della nostra quotidianità, come il Covid-19, i vaccini, le zone delle varie regioni d'Italia e il rientro a scuola. Ogni giorno venivano fornite false informazioni che non generavano altro se non una confusione generale tra noi giovani che invece avevamo bisogno di certezze e rassicurazioni. Il gruppo danza in conclusione di questo percorso vi propone un passotto dedicato alla ricerca della verità. Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va. Non mette in mostra i muscoli, non crede negli oroscopi, non guarda i film già visti lei, non ama la pubblicità. E tutti lì a discutere, e tutti a dire chi va là. Si chiede la parola d'ordine, dov'è, come si veste, quanto costa, che cos'è che faccia. La verità arriva quando vuole, la verità non ha bisogno mai di scuse. La verità è fatale, la verità
stato o chi sarà. Si vietano gli alcolici, proibizionismi isterici, vietato stare qui e stare là. E tutti pronti a crederci, a primo che lo sa, per continuare a chiedersi dov'è, come si veste, quanto costa, che cos'è, che faccia ha. La verità arriva silenziosa, la verità disturba sempre un po' qualcosa. La verità è la televisione, la verità è che ce n'è sempre una migliore. La verità può essere un errore. La verità arriva sempre sola, la verità non ha bisogno mai di scuse. La verità non è una signora, la verità non è vestita mai di rosa. La verità non è neanche una cosa. La verità si sposa. Naturalmente colgo l'occasione per ringraziare Paolo Mocchi, è stata un'esperienza particolarmente formativa per il gruppo danza e per la classe seconda N. Grazie dal cuore di averci fornito questa grande possibilità di interazione con altre classi. Grazie a voi per i diversi strumenti che avete utilizzato nel rappresentare questo articolo 21. Avete parlato del Myanmar, LGBT, avete parlato anche attraverso la musica e attraverso la danza. Quindi capite anche la ricchezza e gli strumenti diversi che si possono coniugare e mettere insieme per poi arrivare alla formulazione di un certo progetto. Qui adesso io vorrei, siccome è stato affrontato un discorso delicatissimo e è difficilissimo per noi adulti, figurarsi per voi. E adesso ve lo introduco. Ieri la Lectio Magistralis del professor Azzaritti ha parlato di omofobia. Attenti, è un crinale della montagna sul quale dobbiamo camminare, perché di qua c'è il burrone e di là c'è il burrone. È un crinale pericolosissimo, perché dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo, a come lo diciamo. Perché? Perché non c'è una verità al riguardo, nel senso che non ci può essere omofobia e quindi discriminazione di due persone che si vogliono bene dello stesso sesso. Ma attenti, qui si innesta un altro problema, che è quello che noi andremo a declinare domani mattina con un grandissimo personaggio dal mio punto di vista, uomo di cultura, che è Paolo Flores d'Arcais, che parlerà dal 1986, quindi a 35 anni dirige Micromega. I più grandi intellettuali degli ultimi 40 anni hanno scritto su Micromega, andate a vedere le firme autorevolissime di questa rivista. Lui è il fondatore, lo ha sempre diretto.
Ebbene, lui parlerà del politically correct, del politicamente corretto. E lui non è fautore di questo, neanch'io. Io sono fautore del politically incorrect, del politicamente scorretto o non corretto. Cosa vuol dire? Che io mi devo assumere le mie responsabilità di quello che dico, ma non mi posso autocensurare. Quindi attenti, e faccio questo esempio. Il crinale e l'uso delle parole attente che deve essere fatta al riguardo e i comportamenti conseguenti. Nessuno deve essere discriminato per le sue tendenze sessuali, odiato, perseguitato. Però ci può essere qualcuno che ha anche idee diverse. E faccio l'esempio del matrimonio. Allora, un conto è non discriminare, non odiare, non perseguitare nessuno, non parlare male, usare verbi pesanti, aggettivi pesanti, sostantivi pesanti. Non c'è motivo, perché, come diceva Camus, nominare male le parole è partecipare all'infelicità del mondo. Quanto più uno usa le parole malamente, tanto più è infelice e rende infelice il mondo nel quale vive. Ma io posso anche avere idee diverse da queste e le devo esprimere. Non mi devo censurare. Questo è il problema. Per esempio, ci può essere tranquillamente, io sono uno di questi, che dico, dal mio punto di vista, applico l'articolo 29 della Costituzione che dice che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Quindi la famiglia è eterosessuale. Non c'è nessun problema. Dal mio punto di vista si può cambiare tranquillamente l'articolo 29 della Costituzione e fare anche matrimoni dello stesso sesso. Però ciò non toglie che io non discrimini gli altri, ma che mi assuma le responsabilità e le posizioni che possono anche essere diverse. Non c'è nessun problema. Quindi attenti a questo crinale strettissimo e anche pericolosissimo dell'uso delle parole. Da un lato, io devo rispettare gli altri, devo far sì che gli altri si esprimano, hanno i miei stessi diritti, però io non mi devo autocensurare e devo portare posizioni che possono anche essere diverse. Perché l'abbiamo visto stamattina, è dalla diversità che nasce la ricchezza, è dalla complementarietà, è dall'utilizzo di strumenti diversi. Ecco quindi questa riflessione sulla quale, ripeto, voi giovani dovete sicuramente impegnarvi, ma che è già difficile per noi adulti, ma dovete metabolizzare piano piano questi argomenti, ruminarli come il bolo del bove, perché sono cose che portano tantissimo tempo di meditazione e di riflessione. Cioè ci dovete impiegare necessariamente moltissimo tempo, non sono semplici, perché ricordatevi che le cose semplici non sono importanti e le cose importanti non sono semplici e questa è una di quelle sicuramente. Adesso do la parola, siccome parliamo di articolo 21, a chi vuole prendere la parola dal Marchetti, dal Marinelli, dal Torricelli o qui da San Daniele. Se qualcuno vuole naturalmente, se no chiudiamo qui questa bellissima mattinata per il momento e ci diamo appuntamento alle 10:55 naturalmente, ma presento tra un attimo l'incontro, ma prima vorrei capire se c'è qualcuno che vuole fare qualsiasi tipo di riflessione a riguardo, naturalmente senza filtri, articolo 21. E questo secondo me è un momento di grande crescita, di grande formazione per le classi. Quello che un momento fa hai detto è appunto il diritto dovere soprattutto della responsabilità, che per me è fondamentale, è la cifra portante dell'educazione che sto dando alle mie classi. Essere critici, essere responsabili di fronte a. Anch'io vorrei dire due parole. Ecco, la parola che mi piace è responsabilità. Il fatto che non dobbiamo autocensurarci prima, farci censurare prima
e quindi pensare che quello che pensiamo sia sbagliato, no? Oppure continuare a pensare che sia giusto ma non poterlo esprimere. Invece dobbiamo renderci conto, essere critici sul fatto di quello che pensiamo se sia effettivamente giusto o no, e quindi responsabilizzarci sul nostro pensiero. Chiaramente per responsabilizzarci dobbiamo avere una conoscenza delle varie posizioni, quindi non avere paraocchi, essere aperti all'altro, e quindi l'ascolto e l'accettazione anche di posizioni diverse. Non si può quindi educare al giusto, non farlo diventare giusto per legge, forse. Premerei più sull'educazione al pensiero che che non vuol dire indottrinamento, vuol dire però avere un pensiero critico, saperlo formulare dopo aver sentito le varie posizioni e quindi l'ascolto dell'altro. Grazie per averci dato questa opportunità comunque di aver partecipato a questo festival che ogni anno insomma è prezioso e ci fa vedere anche cosa fanno le altre scuole, no? Abbiamo visto tante cose diverse, ognuno con vari linguaggi, il video, la letteratura, la danza. Grazie di nuovo. Grazie a voi della vostra partecipazione, speriamo di poter allargare il prossimo anno così il parterre, di allargare le classi, le istituzioni scolastiche coinvolte, e come avete detto voi, soltanto da questo confronto nasce la ricchezza. Ritorniamo all'articolo 3, cioè siamo tutti uguali perché siamo tutti diversi. Non c'è nessuno sopra l'altro, e soltanto dall'ascolto, come ha detto Peverini, la ragazza prima, io mi arricchisco se ascolto, ma se tiro giù i paraocchi, non vedo, non sento e non parlo, capite che sono poverissimo. Allora, se non ci sono altri interventi, io chiuderei, darei lo spazio per una ricreazione ai ragazzi e do appuntamento a tutti questi e a tutti gli altri studenti che volessero di altre classi collegarsi, e poi c'è la possibilità di fare anche domande da remoto a Berizzi e a Fava. Appuntamento quindi alle 10:55 qui. Grazie ancora a tutti, a più tardi. Grazie veramente.